Buonasera, bentrovati a Primus Inter Pares, consueto appuntamento settimanale del mercoledì, gruppo TV7. Vi ricordo che siamo in diretta anche sulla pagina Facebook, quindi potete scrivere messaggi, potete dire tutto quello che volete. Questa sera è una puntata speciale perché siamo in esterna, siamo al Tezzon, a Campo San Piero, ospiti del Rotary di Campo San Piero, quindi una puntata dedicata alla sanità locale, quindi di Campo San Piero, ma anche regionale, per quanto riguarda il Veneto, ed è sicuramente un tema molto importante che questa sera cercheremo di capirne di più con i graditi ospiti importanti che sono seduti qui vicino a me e che inizio già a presentare con un applauso anche da parte dei nostri ospiti in sala, con Luca Coletto, assessore alla sanità del Veneto. Buonasera. Alla sua sinistra, quindi alla vostra destra, Domenico, abbiamo Andrea Guttilla, medico dell'ospedale di Campo San Piero, l'urologo. Buonasera. Alla mia destra Domenico Sibetta, direttore generale dell'USL 6. Buonasera. Buonasera. E vicino a Domenico Sibetta abbiamo Evelino Pozzobon, che è un paziente, quindi ci racconterà come ha vissuto il suo periodo nell'ospedale di Campo San Piero, quindi grazie anche a Evelino Pozzobon. Saluto tra gli ospiti il dottor Giuseppe Costa, che è il direttore di urologia dell'ospedale Campo San Piero, grazie di essere con noi, il dottor Mario Fiorello, responsabile di endourologia dell'ospedale sempre di Campo San Piero, facciamo un applauso anche a lui, e ringraziamo anche l'editore di TV7 e anche presidente del Rotary di Campo San Piero, Alex Casen, grazie di essere qui questa sera con questa diretta. E poi se mi permettete, ho visto tra il pubblico il mio cardiologo personale, che è Leopoldo Costa, e quindi lo saluto molto volentieri. Quindi è quello che poi mi ha salvato la vita qualche volta e quindi era doveroso salutarlo. Va bene, allora iniziamo. Prima di iniziare però, l'11 di marzo avremo un evento straordinario al Teatro Geox di Padova. Evento speciale perché? Perché faremo un evento di beneficenza per l'Hospice Pediatrico di Padova, l'Olus, l'isola che c'è. Praticamente, non so se lo sapete, però vi racconto un po' di storia, visto che abbiamo l'assessore Coletto e il direttore Scibetta per quanto riguarda l'ospedale di Padova, dell'USL 6. Nel Veneto ci sono 600 bambini malati terminali, un numero incredibile. Di questi 600, un centinaio, posso sbagliare qualche numero, hanno la possibilità di avere un'assistenza dalle persone ospedaliere, da chi dà anche una mano come volontariato. E poi c'è l'ospedale che accoglie praticamente quelli che non sono messi bene. E pensate, a Padova, in tutto il Veneto, ci sono, ricordatelo bene questo, solo 4 posti letto. Quindi significa che nel Veneto ci sono 600 bambini terminali. Non vuol dire che muoiono, però potranno vivere tutta la loro vita non guarendo più, e parecchi quindi non ci saranno mai più, e ci sono 4 posti letto. Ecco, noi il 11 di marzo al Teatro Geox, alle ore 18, faremo un evento con molti artisti, vengono e verranno tutti a livello proprio di solidarietà per questo ospedale, per raccogliere dei soldi, per dare un contributo a questa onlus, l'isola che c'è, per migliorare la vita di questi bambini. Andiamo a vedere il promo. Ho idea che ha confuso il concetto di Maria o sbaglio? Succede sempre ed amare quanto è bello. C'era una volta l'amore, c'era una volta l'amore. You can tell by the electric when the people start to move. Don't be on the sunshine, don't be on the moonlight, don't be on good times, be on the boogie. Don't be on the sunshine, don't be on the moonlight. Allora, dobbiamo riempire il teatro,
darci una mano uno con l'altro per dare una mano a questi bambini. Per acquistare i biglietti andate nel sito di ZED, trovate i biglietti, acquistateli perché ora ci sono i posti migliori, oppure andate nel sito di Ticket One o nei punti vendita di Ticket One. Dobbiamo tutti assieme riempire il teatro per una causa che credo non abbia più bisogno di spiegazioni. Assessore, 4 posti letto ci sono, mica una bella roba. No, non è una bella cosa, va detto che in caso di necessità ci sono letti d'appoggio evidentemente, quindi si possono ampliare. L'auspicio è che 4 siano sovrabbondanti, purtroppo non è così. Non è così. Però è altrettanto vero che le schede le abbiamo fatte nel 2013, il piano nel 2012, adesso è in arrivo il nuovo piano e le nuove schede. Terremo conto evidentemente anche di questa necessità, visto e considerato che c'è tutto un collegamento, ospedale della donna e del bambino, la pediatria, l'oncologia, l'oncoematologia, che è famosissima a Padova. Noi ci siamo già visti in un'altra trasmissione, lei mi ha detto che vi state adoperando per migliorare questo hospice pediatrico, insomma, per i bambini è terminali. una cosa che conosciamo, è alla nostra attenzione, adesso abbiamo approvato anche il nuovo ospedale di Padova. Lei ci sarà, vero, l'11? Beh, certo che ci sono. Ormai vengo a guardare tra il pubblico no, se c'è. ci sarò, sicuramente vengo a ci sarà. Vi voglio tutti qui presenti, vi voglio tutti perché poi vi conosco uno a uno, vi ho già visti e poi farò una nota a Alex chi non viene, va bene, e poi prenderemo dei provvedimenti. Sto scherzando perché voglio riempire quel teatro per questi bambini. Va bene, siamo a Campo San Piero, a Campo San Piero c'è un ospedale importante, andiamo a vedere il servizio e poi inizieremo a parlarne. Vediamo. Con la riduzione delle ULS si temeva che dovesse essere destinato ad un forte ridimensionamento, ad un taglio netto, addirittura ad una lenta sparizione dal panorama sanitario. E invece l'ospedale di Campo San Piero, sorto ben 160 anni fa nell'aprile del 1858, per merito del suo fondatore e direttore Pietro Cosma, di cui oggi porta ancora il nome, è rinato grazie al piano sociosanitario regionale. Oltre 350 posti letto e una locazione strategica a metà strada tra il grande capoluogo di provincia con i suoi presidi universitari e il nosocomio di Cittadella, il Cosma dal 2017 è rinato secondo una formula chiara, quella studiata dalla Regione. Meno sovrastrutture ma più soldi per l'assistenza ai malati. In quello che era sempre stato una delle grandi eccellenze sanitarie del Veneto, la Giunta regionale ha inaugurato il centro traumatologico ortopedico che oggi è riferimento per quasi mezzo nord-est. Con una prima tranche di 9 milioni di euro di fondi regionali, utilizzati per il restauro dei 2 piani, l'acquisto di strumentazioni sofisticate, gli stipendi dei sanitari aggiunti alla dotazione ordinaria e l'attivazione di una elipiazzola che dovrebbe essere pronta nel 2019, il nuovo CTO di Campo San Piero, ricavato dalla ristrutturazione del 5° e del 7° piano dell'ospedale Cosma, è diventato eccellenza nazionale. Non il vecchio CTO a cui eravamo abituati, intasato da ogni genere di infortunio, dalle lussazioni degli sportivi alle fratture degli anziani. Campo San Piero è diventato un modello di CTO altamente specializzato nella gestione dei traumi complessi, nato con l'obiettivo di riorganizzare la rete veneta del trauma, centralizzando i casi più gravi per renderla più efficiente. Dalla gestione dei traumi del bacino, 60 quelli seguiti in un anno, alla chirurgia della mano con 1350 operazioni nel solo 2016, fino alle problematiche alla colonna vertebrale per altri 1500 interventi. Un team multidisciplinare di specialisti che comprende chirurghi, ortopedici, ginecologi e neurologi, in grado di intervenire in maniera coordinata su pazienti politraumatici provenienti dall'intera regione. È così che un piccolo ospedale di provincia è rinato a nuova vita con l'alta specializzazione. Con un bacino d'utenza che si aggira tra il 1.000.000 e il 1,5 milioni di abitanti, il triplo della provincia di Padova, il Cosma oggi continua ad esistere come punto di riferimento non solo per l'intera regione. Inizio l'assessore Colletto, tutto giusto quello che abbiamo detto nel servizio? Perfettamente corretto, ho apprezzato molto il fatto che si è detto che l'ospedale è un ospedale specializzato, perché il futuro è quello di specializzare gli ospedali. Campo San Piero è molto vicino a Cittadella, abbiamo dato 2 identità ben precise a questi ospedali in maniera tale da dare futuro a questi ospedali, perché sappiamo bene che col decreto ministeriale 70 avere 2 ospedali generalisti vicino significherebbe non farli vivere a lungo in entrambi i casi, quindi con la specialità e con una specialità così particolare e altrettanto necessaria, quella che segue i politraumi, io dico che sicuramente Campo San Piero ha un futuro e un futuro importante. Domenico Scibetta.
Lei è il direttore generale, quindi è d'accordo, immagino, su quello che ha detto l'assessore Colletto per quanto riguarda l'ospedale di Campo San Piero. Certamente. La programmazione ha voluto individuare nella specializzazione degli ospedali quello che è un po' il futuro della rete ospedaliera del Veneto. Ed è la formula vincente, cioè solo le specializzazioni degli ospedali, valorizzando le eccellenze, che si riesce nell'ambito di quello che le reti cliniche, su cui la Regione Veneto vanta una lunghissima esperienza nell'avere strutturato reti cliniche per patologie e per specialità. Diciamo che proprio questo è il futuro degli ospedali. Ospedali generalisti, sia perché i criteri di riduzione del rischio clinico legati ai volumi delle patologie trattate e agli esiti fanno sì che questa sia una spinta importante nel creare ospedali sempre più specializzati. Ecco, però qualcuno si lamenta che manca personale, ci sarebbe bisogno di qualche infermiere di più. Com'è la situazione, direttore? Beh, guardi, non credo che sia la situazione ad oggi, perché non più tardi di un mese fa, dopo aver avuto finalmente la graduatoria di un mega concorso per infermieri, perché il problema è avere le graduatorie a disposizione, noi abbiamo proceduto all'assunzione di 87 infermieri e OS. Quindi abbiamo coperto in questo modo tutto il turnover e tutte le dotazioni organiche. Certo che se vogliamo sviluppare nuove attività e implementare nuove attività specialistiche, è chiaro che questo si trascinano risorse e attrezzature e bisogna implementare, ma la Regione non è mai stata parca in questo, nel senso che ci ha sempre autorizzato. Certo, mi sembra, signor Colletto, poi andremo dal dottor Guttilla. Mi sembra che l'intenzione del governatore e anche di chi amministra le aziende ospedaliere è di far sì che l'ammalato rimanga il meno tempo possibile all'interno dell'ospedale e soprattutto inizi a curarsi più a casa, ovviamente se il paziente ne ha le necessità, insomma. Certo, questo è il futuro della sanità. Quindi rimanere il meno possibile in ospedale, ma questo ce l'hanno consentito le nuove tecnologie, le nuove apparecchiature, i nuovi device, le nuove tecniche. Adesso si lavora in laparoscopia per la chirurgia mini-invasiva. Una volta si lavorava a cielo aperto e di conseguenza i ricoveri erano di una settimana, 2, 15 giorni, un mese. Ai tempi delle mutue si sprecavano i giorni di ricoveri. Oggi come oggi abbiamo una turnazione sempre più rapida che ci permette... Scusi, anche per diminuire i costi questo? Ma sì, ma non nel senso che intende lei, cioè noi non è che vogliamo risparmiare... No, ma, allora, risparmiare, quando si parla di sanità, si pensa sempre che si risparmi sulla pelle del paziente, non è così. Il risparmio è fatto in funzione di quelli che sono gli investimenti, le nuove tecnologie, per essere sempre meno invasivi, per riabilitare il più velocemente possibile e per come dire, restituire alla vita normale il paziente, quindi investire in tecnologie per far rimanere meno le persone ricoverate e ottenere il risultato della guarigione e della riabilitazione il più velocemente possibile. È chiaro che per fare questo, oltre ai reparti che curano le acuzie, ci servono anche i reparti riabilitativi. Ecco le specializzazioni e le reti cliniche cui accennava il direttore Scibetta, che vanno attivate sul territorio, le abbiamo progettate nel piano sociosanitario, le stiamo attivando e le perfezioneremo con il futuro piano sociosanitario. Ecco, dottor Andrea Guttilla, lei ha preparato delle slide perché ci racconta un attimino Campo San Piero com'è la situazione. Allora, a lei il microfono, a lei anche il monitor per poterle vedere. Prego. Grazie, grazie intanto per il graditissimo invito. Ormai sono 3 anni a febbraio che faccio parte della bellissima e grande famiglia dell'ospedale di Campo San Piero e del reparto di urologia. Se possiamo vedere la prima slide, il nostro reparto è costituito da 8 strutturati, diretto in questo momento dal dottor Costa, e la successiva slide ci mostra come la Regione e la nostra azienda ha sempre creduto moltissimo nell'investimento tecnologico di questo ospedale. Già nel 2015 è stato sostituito il robot chirurgico, di cui Campo San Piero è sempre stato in prima fila nello sviluppo di questa tecnologia, fin dal 2004, quando è stato il primo centro in Veneto a dotarsi di chirurgia robotica mini-invasiva.
e sin dal 2004 ha sviluppato quello che oggi le nostre direzioni e la stessa regione ci indica come un modo per poterlo utilizzare nella maniera migliore, cioè in modo multidisciplinare. Oggi il robot Da Vinci Campo San Piero è un robot utilizzato dal chirurgo, dal ginecologo e dall'urologo. Nella slide successiva mostriamo la nostra equipe che si occupa proprio di chirurgia robotica, il dottor Costa in primis e i miei colleghi. La slide successiva ci fa vedere invece come l'attività chirurgica di Campo San Piero è stata molto attiva nell'ultimo biennio in cui appunto ho avuto l'onore di lavorare. Abbiamo prodotto un sacco di interventi chirurgici, in particolare abbiamo incrementato in maniera significativa proprio quello che diceva l'assessore, cioè un approccio mini-invasivo alla chirurgia, passando da una percentuale di interventi precedentemente fatti per chirurgia aperta, oggi fatti per chirurgia mini-invasiva. Ma non solo, se mostriamo la slide successiva possiamo capire come anche la nostra attenzione sia stata anche proprio nell'effetto che la chirurgia mini-invasiva ha sul paziente. Questo è un video che mostra il robot Da Vinci di ultima generazione, l'XI, come si dispone per poter iniziare una procedura chirurgica sul paziente. Quella successiva ancora ci mostra il posizionamento proprio della macchina sul lettino operatorio, dove si trova appunto il malato in attesa di una procedura chirurgica, e quella successiva ancora ci mostra il modo in cui i bisturi, appunto costituiti da 4 braccia di 8 mm di diametro, agiscono proprio sull'anatomia interna del malato. E la slide successiva ci fa vedere dov'è il chirurgo, che non è più con un bisturi in mano, ma è con un joystick e una console tridimensionale che permette un'attività chirurgica dettagliata ed estremamente precisa. E la slide successiva ci dice invece che cosa? Ci dice che la chirurgia mini-invasiva deve portare a che cosa? Deve portare a un rapido recupero del paziente, che a Campo San Piero abbiamo cercato di seguire, e quindi oggi il paziente che fa un intervento che fino a 10 anni fa portava a un ricovero di 7-10 giorni, a 3-4 giorni di ricovero, un paziente quindi che è rapidamente dimissibile e rapidamente può recuperare la sua attività lavorativa, che è un altro importante punto da valutare nei costi di una tecnologia. Ci ha permesso quindi di incrementare e di rispettare tutti quelli che erano i criteri Agenas per quanto riguarda l'attività di chirurgia uro-oncologica, come numero di procedure eseguite in un anno, e ci ha permesso anche di sviluppare un'equipe chirurgica in grado di rispondere su tutti i fronti. Tutti i chirurghi che oggi usano il robot sanno in qualche maniera dare risposte alla popolazione. Questo migliora quello che è la richiesta della popolazione dal punto di vista del trattamento chirurgico. Successivamente, ancora nella prossima slide, possiamo vedere anche come l'avere una postazione robotica ci aveva permesso, in collaborazione con le altre specialità, di incrementare l'attività e in collaborazione anche con gli altri presidi ospedalieri della nostra ULSS Euganea, di sviluppare anche dei gruppi di formazione per altri chirurghi che abbiano intenzione di approcciare questa tecnologia. Perché, Assessore, il robot è una macchina molto costosa, ma la Ferrari, se si tiene in garage, i Gran Premi non li vince. Quindi la cosa che è indispensabile all'interno delle nostre ULSS che dotate di robot è quello di utilizzarlo. Quindi l'idea di una sala operatoria robotica che funzioni dalle 8 alle 20 tutti i giorni e il sabato mattina non è una cosa che non bisogna tenere in considerazione, ma sarebbe molto importante proprio per permettere di sfruttare al meglio questo tipo di tecnologia. Non solo nella chirurgia robotica abbiamo cercato di incrementare quello che sono le richieste della Regione di portare i pazienti a un recupero rapido e a una rapida dismissione per ridurre i costi di quello che erano gli ospedali per acuti, ma anche degli interventi di chirurgia aperta, come l'asportazione della vescica, la ricostruzione delle vie urinarie, un intervento molto demolitivo che oggi a Campo San Piero si fa con protocolli fast track, quindi i pazienti riducono l'utilizzo di antibiotici, riducono l'utilizzo di nutrizione parenterale, sono rapidamente mobilizzati con degli risultati anche per noi stupefacenti.
Un'altra tematica sicuramente da tenere in considerazione, che potremo vedere nella slide successiva, è un altro grande pallino della nostra attività quotidiana, è quella dell'endurologia. Sin dall'inizio Campo San Piero, già nel 2015, è stata dotata di un primo lettino appunto tecnologico per trattare la patologia dell'alta via urinaria e della calcolosi. Oggi noi abbiamo prodotto quasi oltre 500 interventi di chirurgia della via escretrice, quindi della calcolosi urinaria, fatta con strumenti anche qua sempre più mini-invasivi. Fino a 10 anni fa si utilizzavano strumenti che avevano un diametro di 10 mm, oggi si è arrivati a trattare le stesse patologie con strumenti che arrivano ai 6 mm. Il paziente prima stava in reparto 7 giorni, oggi, caso di ieri proprio, il paziente è pronto per essere dimesso domani dopo 2 giorni di ricovero per una patologia che prima prevedeva i 5 e 6 giorni di ricovero. La slide successiva ci mostra come però la chirurgia mini-invasiva abbia necessità dell'utilizzo anche di fonti di energia migliori, come i laser di maggiore potenza, per poter in piccoli spazi distruggere quello che prima era fatto in spazi più importanti. La slide successiva invece ci mostra appunto quando nel 2015 fu inaugurato questo lettino chirurgico, il primo in Italia, a Prieto Crosma proprio, poi ci hanno copiato in altri ospedali, e la slide successiva ci mostra l'equipe endurologica che è diretta dal dottor Fiorello, che è stato maestro in tutte queste procedure, che ha reso indipendenti 4 chirurghi per poter anche qua rispondere, soprattutto in urgenza, anche alle esigenze della popolazione dell'Alta. Perfetto, l'ha spiegato davvero, dottor Guttiglia, in maniera molto chiara tutto quello che sta succedendo all'ospedale Campo San Piero. Però io voglio fare una domanda, non so se farla al Sorcoletto o al direttore generale Domenico Sibetta, ed è questa la domanda, a lei credo di averla già fatta, però oggi si opera e cercano la tecnologia moderna di operare i pazienti con il laser, giusto? Perché questo induce in meno invasione, scusatemi se qualche parte tecnica io non la spiego bene, ma non sono un medico, e io vi chiedo, i medici di una volta, i chirurghi di una volta che erano abituati ad aprire la pancia, perché una volta aprivano la pancia, oggi con questa tecnologia in quanto tempo riescono a cambiare il loro modo di lavorare e a far bene sul paziente? Perché mi viene da pensare che uno che è abituato ad aprire la pancia, nel momento in cui usa il laser magari non sia pratico, ecco, vengono addestrati, è una domanda che le faccio, come viene fatto questo trapasso tra l'apertura tradizionale con quella moderna tecnologica? Beh, viene fatto attraverso dei livelli e step successivi di addestramento, anche addestramento sul campo, di formazione sul campo assistita, come avveniva sempre in passato, che il chirurgo giovane apprendeva in sala operatoria dal maestro le tecniche chirurgiche, così anche oggi il giovane chirurgo o chi non è abituato o chi non è abituato a quelle tecnologie apprende affiancando chi queste tecnologie le usa usare molto bene. Quindi deve andare a corsi, deve certamente adeguarsi. andare a corsi teorici, ma soprattutto sperimentare sul campo con un'adeguata formazione alla base, ma soprattutto un tutoraggio di gente esperta in maniera che acquisisca la competenza che è fatta di un certo numero minimo di casi trattati per poter acquisire la competenza e di un altrettanto numero di casi trattati durante l'anno per poi continuare a mantenere la competenza. Sa perché le ho fatto questa domanda? Perché dei chirurghi una volta mi hanno detto ci sono dei chirurghi che magari usano questo metodo nuovo, non essendo all'altezza, magari rovinano il paziente, in parole povere non lo rovinano, però potrebbero creare dei danni al paziente se non sono bene addestrati in questo. Allora mi sono posto io il problema, magari è un problema che vi pongo che non ha un senso, però gli faccio questa domanda. Allora mi sono chiesto, se il mio chirurgo che ha una certa età, invece che aprirmi la pancia, uso un termine comprensibile a tutti, usa il laser, lo userà bene o lo userà male? E questo, ha capito, mi sono posto questo problema. Sì, ma vede, rispetto a quello che succedeva 20-30 anni fa, oggi uno degli obiettivi fondamentali delle strutture sanitarie è la gestione del rischio clinico. Significa che noi siamo molto attenti a far sì che il rischio a cui venga sottoposto il paziente sia il minor possibile e quindi che le complicanze siano
in percentuale quasi irrisoria. Anche perché c'è un'attenzione, una cultura, una competenza del cittadino stesso per alcune tecniche invasive o meno, che li porta a essere non più il paziente di una volta, ma il paziente esigente ed esigibile. Questo è molto importante. Allora, dall'incontro dell'esigenza del paziente informato e dalla necessità di governare il rischio clinico, che significa anche ridurre la sinistrosità. Noi l'abbiamo ridotta in Veneto di moltissimo, Certo. grazie al governo regionale e alle indicazioni che la Giunta ha voluto dare su questo tema, dando precisi obiettivi a noi direttori generali e monitorando tali obiettivi sul rischio clinico con un'attenzione che devo dire è stata nel corso degli anni sempre più affinata. Quindi devo dire che il rischio che in sala operatoria arrivi un chirurgo che non sappia usare il laser o il bisturi e dica dammi il laser che prova a vedere come si fa, questo lo escludo in maniera Così categorica l'abbiamo chiarito, nei anche nostri perché ospedali. sono d'accordo con lei che l'eccellenza della sanità veneta non è in dubbio. non Però, vorrei dare no, ma io non dicevo così, però no, è una io ho curiosità voluto- che mi sono fatto. Everino Pozzobon, lei è stato un paziente dell'ospedale Campo San Piero, ci racconti un po' com'è andata? Beh, direi che è andata bene per certi aspetti, no? Mi permette però prima di ringraziare gli organizzatori di questo incontro perché mi danno la possibilità di testimoniare una realtà che ai molti magari non è conosciuta. Io sono stato ospite, dico ospite per come sono stato trattato, quindi non ricoverato, nel reparto di urologia qui di Campo San Piero ai primi di agosto, quindi tempo di vacanze, tempo di ferie, quindi ti aspetti che magari ci sia un po' di rilassamento anche col personale, invece no. Devo dire che sono stato assistito veramente molto bene, ma non solo io, ma sono testimone oculare di comportamenti di tutto il personale che sono solo degni di encomio. Cioè la vedi che non c'è solo professionalità, c'è amore per quello che fanno, amore verso la persona che hanno davanti, a prescindere di quella persona che si trovano davanti. Poi la personalità, devo dire, io avevo anche un caso particolare di calcolosi, sono stato seguito in maniera molto, molto professionale, per cui il risultato è stato ottimo, direi, però il comportamento qui dell'ospedale, almeno del reparto in cui sono stato ospite, lo chiamiamo eccellenza, perché effettivamente io sono stato trattato da un'eccellenza. Non so se sono stato chiaro. Per quello Chiarissimo, guarda, adesso a supporto di quello che dici, sono stato anch'io ospite, quello di Padova, Scibetta, posso dire e testimoniare quello che ha detto Pozzobon, sono perfettamente d'accordo. Sono stato trattato da Dio, davvero, poi medici, infermieri che lavorano alla notte, non hanno orario, sono stato trattato davvero. Ebbene, in effetti sono ancora qui, vedi, quindi a raccontarvi tutta questa storia, però al di là di tutto davvero bisogna anche riconoscere che la sanità in Veneto è qualcosa di eccellente. Domenico Scibetta, vero o no? Insomma, No, perché ho visto prima quando l'ho fatto quella domanda, mi ha guardato come dire, mamma mia. Ho detto, vuoi vedere che ho fatto una domanda? No, vede, si è parlato oggi di una eccellenza all'ospedale Campo San Piero. Questo non è un esempio isolato del nostro ospedale. I nostri ospedali sono pieni di eccellenze di questo tipo, anche nello stesso presidio di Campo San Piero. Questo per dire i livelli altamente di un'altissima qualità che abbiamo raggiunto dal punto di vista dell'erogazione dei servizi sanitari. Ma questo ci viene riconosciuto da agenzie internazionali e non soltanto a livello nazionale. Il nostro modello veneto, i nostri ospedali veneti funzionano in maniera eccellente, grazie a questi fiori all'occhiello, che ogni ospedale ne ha numerosi, anche l'ospedale di Campo San Piero. Oggi abbiamo evidenziato quanto l'urologia, l'endurologia di Campo San Piero sia un centro di attrazione anche per chi viene da fuori del Campo San Pierese. Sono d'accordo, ripeto, su Paolo che l'eccellenza credo c'è sempre qualcosa da migliorare nella vita, però sai, i giornalisti devono un po' punzecchiare un attimo. Anzi, facciamo così, cosa ne pensate voi due dell'ospedale di Padova, due ospedali? Chi mi risponde questa? Prima lei o prima volete che passiamo, andiamo oltre? Rispondo io risponde lei. e lo faccio con orgoglio, perché siamo arrivati alla firma qualche giorno fa
dell'accordo fra il Comune e la Regione del Veneto, il governatore Zaia e il sindaco di Padova hanno firmato e quindi adesso si parte veramente con l'ospedale, con la progettazione definitiva e quant'altro. La divisione in due non è altro che la conferma che il modello che è stato assunto su Verona, che ha già qualche anno, è un modello innovativo, un modello propositivo, un modello che guarda verso il futuro, appunto di un ospedale che deve rendere dei servizi sempre più importanti, sempre più complessi, sempre più collegati anche al territorio, perché non dimentichiamo mai che la Regione del Veneto fa un piano, non fa un piano sanitario come tante regioni in Italia, noi facciamo un piano sociosanitario, cioè colleghiamo quella che è l'acuzie col territorio, con la riabilitazione, con la cronicità, con gli anziani, con tutte le difficoltà che ci arrivano da una popolazione che diventa sempre più anziana, e questo ci è stato riconosciuto anche dall'Organizzazione Mondiale della Sanità con riferimento alle regioni. La popolazione del Veneto è la popolazione più longeva d'Europa, quindi qualcosa lo dobbiamo, se arriviamo a questi risultati, ai nostri sanitari, ai nostri medici, alle nostre università d'eccellenza che preparano i nostri giovani medici e che ci danno la possibilità di erogare delle cure a livello di eccellenza. Non a caso, dopo le varie polemiche che abbiamo letto sui giornali, la Regione Veneto non è più benchmark, la Regione Veneto non ha raggiunto gli obiettivi, la realtà dei fatti è che nel 2017 la Regione del Veneto si è classificata come prima per quanto riguarda l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza e quindi come prima come regione benchmark. Aspetta, io volevo parlarne dopo la pubblicità di questo, ma non mi ha risposto sull'ospedale. Non riuscivo a trattenenermi sul benchmark, perché abbiamo sofferto molto in Veneto, volevo dirlo. Ha capito, si è sviato, è stato bravissimo. Invece ha sviato un po' la prima parte. Invece lei, Domenico Sibetta, cosa pensa dell'ospedale di Padova, che finalmente è arrivata una firma? Ci sono 2 poli ospedalieri da 900 posti, quindi da 1.800, sembrava all'inizio che fossero meno. Ecco, cosa è d'accordo, è contento di questo? Devo dire sono molto contento, come cittadino padovano, cittadino veneto, ci siamo, si parte con un nuovo ospedale. Io dirigo la ULSI 6 che non è stazione appaltante, quindi non sono direttamente chiamato in causa nella costruzione di questo ospedale, però non possiamo che essere tutti soddisfatti dell'accordo raggiunto, perché adesso si tratta di definire gli ultimi accordi e stazione appaltante poi porre la prima pietra. Perfetto. Ci saranno novità o rimarranno proprio 900 che lei Guardi, sappia? io auspico che rimanga così. Parliamo io e lei da soli, non sì, ci certo, sente nessuno. non ci sente nessuno tanto. Io auspico che rimanga così. Poi, se ci saranno delle evoluzioni, sicuramente saranno migliorative. I miei tecnici dicono pubblicità. Noi andiamo lì, però tra poco ci risaliremo. A tra poco.